Shalom, shalom. Noi bambini della scuola Kennedy abbiamo visto il film di Roberto Benigni, La vita è bella. Il film descrive in modo originale e con grande delicatezza lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. Abbiamo capito che il mondo non è composto da razze superiori ed inferiori, ma tutti hanno gli stessi diritti, una propria dignità e bisogna avere rispetto gli uni degli altri. Le persone straniere ci possono far conoscere le loro abitudini di vita, i luoghi dai quali provengono, che noi non abbiamo mai visto, e così possiamo scoprire cose nuove. Bisogna rispettare le persone, anche se sono diverse da noi. Zio Alfeo, nome di battesimo Alfeo, durante la guerra venne arruolato nei guardie frontiera. È un reparto che non esiste più, ma in quei lontani anni prestava servizio, presidio e combattimento nelle zone di confine. I guardie frontiera portavano il cappello degli alpini, di panno verde con una lunga penna nera. Il cappello di Zio Feo ora ce l'ha il mio papà. Li caricarono su dei carri di bestiame. Poi il treno partì, ma non sapevano per dove. Passarono dalle parti di Venezia e un amico di Zio Feo che abitava da quelle parti disse: «Non tornerò più a casa mia», e non tornò più. Zio Feo e gli altri finirono in Germania, nel campo di prigionia di Spandau. Comunque sia, ognuno di noi custodisce pezzetti di sé e degli altri, dentro all'unico luogo che ci rende tutti così diversi, eppure tutti così uguali, il cuore. Cosa significa questa giornata? Io ho visto anche la guerra, ho visto un po' di tutto, ma adesso comincia a migliorare un po'. Quindi anche per lei oggi è una giornata con un valore veramente speciale. Ah certo, altro che speciale. E anche triste. Anche oggi questi ragazzi giovani insegnano la pace e l'accoglienza, giusto? Certamente la pace e l'accoglienza è collaborazione e pertanto noi per queste manifestazioni che ringraziamo naturalmente sia le scolaresche che i genitori e gli insegnanti, siamo molto grati perché le nostre età ormai cominciano ad essere abbastanza così, insomma un po' si aggiungono gli anni. Pertanto abbiamo un bisogno estremo di riportare e ritenere a queste giovani generazioni quello che è accaduto perché appunto non accada più.